mia. Desiree! Carissimo, Desiree, come ti voglio dedicare una stai? canzone. Dai, dammi le mani. dimmi, così? Dammi le mani, sì. Tutte e due? We are so far away. I channel sun away. Film degli anni. Sentila, senti. Dreams are not reality. The only kind of real Quindi il Andare a tempo stringere delle mele. la puntata è sulle mele. La puntata è sulle mele. Ma vedi come ti Perché non, inizio? ma non sei un serio. Ma vedi come ti inizio? Ma tu vedi fare nei trasferimenti. Camera di Desiree, lo Camera, vedi no, come ragazzi. comincio? Cioè smonta tutto. Camera centrale, ti adoro. Scusami. Senti, scusa, Scusami. vabbè. Anita, come stai? Non lo so. Amica? È la centralina. La centralina. piccola. Cioè, io non ho mai visto una trasmissione seria. in Cara cui signora si la chiamano Barbera, un bacio. Ma alla signora la Barbera che ci vogliamo segue iniziare a sempre. cucinare. Ma questa è la trasmissione Signora di cucina. saluta, ciao. Signora saluta, ciao. Ma chi è signora Saluta? Si chiama Saluta. Signora Saluta, ciao. Saluta di ciao, cognome? sì, saluta, ciao. Ciao, Saluta. ma non c'è nessuno. Chi devo Sì, 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 salutare? sì. E suo fratello si chiama C. Cioè, non c'è- Suo fratello si chiama C. E C, saluta. Va Ragazzi, bene. me ne vado, basta. Iniziamo, Cioè- faremo 3 ricette, cari i miei ascoltatori e ascoltatutti. Ascoltatrici. Faremo Ascoltatori, delle ascoltatrici. ricette meravigliose. La prima è un primo a base di funghi, speck e mele cotogne. Non ci Conosci credo. la mela cotogna? Con la mela? Quella è la mela cotogna, da cui si deriva la cotognata. che è una Ah, specie pensavo che avesse a che fare qualcosa con un cotugno, con il cantante. Sì, vabbè, ciao. Poi passiamo ai dolci, faremo uno strudel. Strudel di mele, famoso, Brava, diciamo, brava, insomma. brava. E poi faremo delle sfogline tonde con crema pasticcera e mele. Delle sfogline che queste saranno una Allora, chiama l'altra. come vedi, la pasticcera già è qui. La l'abbiamo crema preparata. pasticcera è Aspetta, qui. diamo una... No, la frusta mi serve. Ah, pensavo che volessi che io l'assaggiassi. No, completamente. No. Ecco, vedi, abbiamo la nostra crema pasticcera che l'abbiamo fatta più densa perché deve assaggiarla lei, capito? Solo per questo. Buona. È Va buonissima. bene? È buonissima. Grazie. Complimenti. Non pensavo. Vedi come mai. tira veloce questo? Dai, ma che è successo? Crema pasticcera che è una bontà, Poi, ragazzi. Passiamo a fare il condimento della pasta. Bene, quindi iniziamo dal primo. Iniziamo dal primo. Allora, questo primo Prendiamo molto particolare, vi consiglio di seguire una perché padella. funghi, speck e mela cotogna abbiamo Sbucciamo, detto, giusto? lo prendi quel pelatutto. Quello Pela rosso, tutto. quello rosso. Quello bravo. rosso, sì. Tieni. Attenta che ci vuole solo che non ce la posso io. Che cosa? Che cosa, scusa? niente, lascia Che ci stare. posso fare? Non è stata colpa mia. Sì, non è stata colpa Capito? tua, l'hai Mi dici fatta sempre che lo faccio apposta, tu e tua madre. Ah, visto, ora la chiama mia Sempre, madre. tu e mia tua madre. madre. Ora non le dà più confidenza. Con questa storia del dito. Sapete la settimana scorsa la chiamava la gioia mia. Io, perché se l'è portata nei vari negozi e si è fatta fare un guardaroba enorme. Ma Quella quando era mai, la ragazzi? gioia Ma mia tu in quel continui con momento, questa sì. storia. Io Ma chi la continuo, conosce sì, tua sì. madre? Non è così. Bugiarda. Questa è la mela cotogna. A me la cotogna, sì. Andiamo a togliere il... Mi dai uno spelocchino? Uno spelocchino. Tieni. Spelocchino, facciamo così, guarda, lo facciamo senza spelocchino. 1 e 2. Ok. Sembra una pera. La mela Esatto. cotogna, eh? E la cucina. La cugina della Sì, pera? esatto. Una via di mezzo fa una mela e una pera. o no? Esatto. E si potrebbe chiamare come? Una mera? Mempe. O una mera? Mera, O una pera? mera. O una pela? Pema. Pema. Vabbè, che ne so, quello che è. Ecco qua, togliamo questo, lo stiamo togliendo ragazzi perché la cotogna è una mela bella resistente. Bella dura. E usiamo questa per un motivo semplice, perché ci dà una certa acidità Sì? e anche una consistenza importante in cottura. Certo. Quindi andiamo a tagliare a cubetti, accendiamo il fuoco, così, guarda, questi Tocchettini, cubettini. così, tagliamo, non ti Tocchetti. dico vuoi tagliare perché c'hai la No, mano, non ce la faccio. c'hai il non lo dito, posso è fare, per via guarda. del dito che non ce la fa.
Posso provare così? Lascia stare, Con lascia questo, stare. no? No, l'altro dito non lo possiamo permettere. Meglio di no, dai. E mettiamo questa qui. E mettiamo la mela lì, così, Sì, senza niente. sì, a creare la E reazione. la reazione di Maillard, Brava. famosissima reazione Brava. di Maillard che qualcuno dicevano solo la carne, la reazione No. di Maillard, no, tutto. La caramellizzazione degli zuccheri è ovunque. Certo. Bene, penso che tanto, diciamo ti sei confuso per l'ultimo, sì, tanto può bastare. Va bene così. E questa la mettiamo in un piattino E qua. questa la conserviamo. Qua. Quindi, E lei sta, come vedi, rosolando la mela. ci puoi credere che è un primo che stiamo Sì, sì, preparando è un così primo. con la mela? Per cui se Pazzesco. stiamo preparando un primo, cosa dobbiamo fare? Il secondo? Mettere la pentola No, per l'acqua. pentola per l'acqua, vabbè. E voilà. E voilà, allora, Aumentiamo questo Sì. di qua, così andiamo in cottura. Allora. Sai una cosa? dai, dimmi, Ti dico, avevo deciso di fare gli spaghetti, ma ma mi sa che cambi con pasta corta. pasta corta. Si addice di più. Perché ti piace di Perché più? sì, si addice molto di più. ne Anche sono secondo convinto, me. Ne sono convinto. Si addice di più. E adesso stiamo facendo questo. Guarda cosa facciamo. Andiamo a mettere un po' di Il sale sale della mela. e favoriamo La reazione di l'uscita Maillard. dei liquidi. E i pori, l'apertura dei pori, Sì, sì, com'era? pronto, c'è nessuno in casa, io sto entrando. Che cosa? No, è apertura, chiusura. Ecco, qua saliamo l'acqua. Se la saliamo com'è? Così e giù e così saliamo. Ah, vabbè. Che Però dire? ne dico. Allora, stiamo preparando questo. Desiree, cara Cioè, Desiree, Bisogna che interpretare. è una persona veramente che se non fosse nata sarebbe stato meglio. Ma non si può dire, non si può dire. Ecco, vedi? Senti questo odore strano, senti? No, avvicinati, avvicinati. Ah! Ma sei scemo! Ma sei un cretino, te lo giuro. Lo so, me lo dicono in tanto. Un colpo mi hai fatto A prendere. questo punto Che stupido, vabbè. aggiungiamo Il burro. una nocella, questa di qua, capito? Questa, guarda. Basta. Sei partenopeo, sei. Partenopeo e parte palermitano. Allora, va bene, quindi mela cotogna a saltare in padella, prima senza niente e Così, poi abbiamo poi aggiunto un po' di burro. Prendiamo questi meravigliosi funghi Cardoncelli, lo volevo dire io, me lo Ah, ricordavo, mi Cardoncelli. dispiace. E li andiamo a tagliare. Ecco, adesso c'è profumo. Senti? Burro e mele, pazzesco. Andiamo Li a fai tagliare. sottili, sottili, Sì, sottili. così. Giusto? Sì. Vedi che parto da un taglio diagonale Sì. per dare una certa. Vedi, partiamo da un taglio diagonale così, in modo che possiamo gestire la lunghezza dei funghi e decidere noi che lunghezza farli durante il taglio. Ecco qua, senti? Sento. Veramente voi non lo sentite, ma c'è un profumo che è profumato. Allora, quindi aggiungiamo i cardoncelli a Julienne. Sì, come vedi rimane normale che non aggiungeremo né cipolla né aglio, nulla di tutto questo, va bene? Ok. E andiamo poi a prendiamolo, Che stai facendo, mi scusa? specchio. Mi specchio, lo specchio. Cioè, voi ridete, ragazzi, c'è da piangere. Qua ci Mica, sono i cameraman mica, che ridono. non è stata ragazzi. meravigliosa questa, Anica mia! Ma chi è Anica La tua? telecamera centralina. Anica tua. Ma vabbè. Anica mia! E andiamo a sezionare in questo modo, A sezionare da dove ti è uscita? A così sezionare. sezionare lo speck. Lo speck. Qui tutte insieme, cardoncelli, speck così tagliuzzato. Così. E così. E ora devi sentire che profumo che fa. Lo sento, lo sento. E a casa lo sentite?
Regia, tu pensi che lo senti? Ah, che ci siamo dimenticati. Che ci siamo dimenticati, non mi farà preoccupare, che ci siamo dimenticati. Scusaci. Ma che cosa? La camera dall'alto. Ma che c'entra? Ci siamo devo dimenticati. salutare. Ma non le devi chiamare Dai. le telecamere, è una questione di professionalità, Ma che lo capisci? dici? Siamo Ma in chi te l'ha TV, detto? la gente Ma non chi si te deve l'ha accorgere detto? delle diverse inquadrature, deve essere una cosa naturale. Ma chi te l'ha Ma la detto? smetti? Qui cerchiamo di fare una trasmissione professionale in tutti i sensi, ma con lui non ce Guarda la cosa fa. faccio non ce adesso, la guarda fa. cosa faccio adesso. Adesso mi devo praticamente raccogliere un Allora, po' di fondo. questo è buonissimo. Che dove te lo raccogli il fondo? Così, Dov'è? guarda, così, così. Mi vado a raccogliere un pochino di fondo. Questa è buona. Dici? Questa me la scrivo nell'agenda. Ah, sì. Questa è buona. Questa è, dai. Questa me la scrivo, questa me la Dobbiamo gioco farla appassire sabato. un pochino. Mi prendi un coperchio, ho bisogno di un coperchio me lo prendi un coperchio. Ho bisogno di un coperchio, vabbè anche questo. bene Questo è questo? grande, non ce ne frega niente. E anzi non è grande, è preciso. Ok, lo lasciamo E riposare, un attimino quindi a fuoco basso, primo. no, che sta spranghetando, capito? Sta strugadando. A questo Va bene, punto a questo dobbiamo punto- anche preparare il condimento per la nostra strudel. Quindi ci fermiamo un attimo con quella preparazione e andiamo con un'altra, giusto? Esattamente, ma non che ci fermiamo, continuiamo. Continuiamo. Non dimentichiamoci che poi dobbiamo prendere la pasta quella corta, perché ho deciso di mettere pasta Vuoi corta. cambiare, va vuoi bene, mettere sì. pasta corta? Che pasta? Penne, vedi, cosa? pennette, sì, pennette, pennette. pennette. Allora, un primo particolarissimo. Tu lo sai veramente le pennette con che cosa si sposano? Con la salsa. Le penne? No. Con ragù. No, le penne con la carta. No, non basta, ragazzi. Dai, vieni, No, dai. basta. Questa è una bellina, dai. Allora, abbiamo messo le mele in padella e cominciamo a formare il ripieno dello strudel. Ok. Va bene? E prendiamo. Ma quelle le hai messe come in padella? Con un po' di burro, ho visto? Sì, ho messo solo un po' di un burro. po' di burro. Brava. Ok. Io non l'ho detto non perché l'ho dimenticato, io non Perché? l'ho detto per vedere se lei Ero preparata. era attenta. C'è un cucchiaino c'è, a parte quello che tu hai usato per la cosa qua, per vedere com'era. Leviamo Allora, l'arma del cominciamo delitto. a mettere lo zucchero così. Allora, metti così un po' di zucchero, Dobbiamo quindi creare favorisci una caramellizzazione, caramellizzazione. Poi aggiungiamo l'uvetta, Sì, abbondantissimo. così, abbondante. senza mollata. No, così com'è, si ammolla da sé, ora ti faccio vedere. E queste Così, lamelle scaglie di mandorla. lamelle di mandorle. Allora, nella ricetta originale ci vanno i pinoli. Ok. Ma Pinoli noi- e mandorle? No, i pinoli. Pinoli Ma noi invece che cosa mandorle. siamo? Noi siamo siciliani, E ci mettiamo? bella mandorla no, di tre avola, mandorle, ma che sicula. ma scherziamo? Chi quali pinoli? Ma pinoli. che pinole, Ah. pinole. Mi serve uno di questi, Sì, così, ok. e andiamo avanti. Guarda, adesso alzo la fiamma. Perché alzo la fiamma? Vediamo se Perché ricordo. devi aggiungere un liquido. Niente. Cioè, ma io ho capito, non mi... non Qua si può stiamo capire, volando, non ragazzi, si può stiamo capire, volando. ragazzi. Io pensavo che, ma no che, Cioè- ma no che, ecco, guarda, facciamo così e facciamo creare un piccolo fondo con lo zucchero, una caramellizzazione. Ancora di zucchero. Un pochino, sì, così. Un altro pochino. Sì. Allora, questo è l'impasto che si può fare in tanti modi lo Sì, strudel. Lo sì. strudel originale Com'è? si chiama pasta matta, che è un impasto di solo acqua, farina. Invece io ho fatto proprio la brisée, La brisée. che è una specie di frolla, non frolla. Frolla, però. non frolla. Va bene? E allora, facciamo così, tagliamo un pezzo di questa brisée. Cos'è? Facciamo così, spolveriamo un po' di farina. Farinè. Farà, cos'è? Prendiamo il mozzarella,
qui mentre lei sta facendo il suo lavoro. Quindi questo sarà il ripieno poi del nostro strudel alle mele. Brava. Giusto, attenzione. Mele a pezzettini, saltate in Brava. padella con un po' di burro. Mi dai un cucchiaio e Vuoi il allora. marsala? Di solito mettono il rum, facciamo una cosa. Cosa? Facciamo così, ci Dimmi. mettiamo questi 2 cucchiai di Mettici marsala. questi 2 cucchiai di marsala. Uno Hai e alzato due. la fiamma? Hai alzato? Sì. Consigli per i consigli, non bere il marsala, Dai, se un l'ha po', trovato fammela ubriaca assaggiare. perché si è bevuto il Un po' di marsala. marsala è buono. No. Ciao, chiudi! Ok, guarda. Hai visto? Che bel composto si è creato? Sì. E abbiamo anche tostato quelle fettine. Il nostro marsala, perché non si userebbe il marsala, ma noi siamo Cosa si siciliani, userebbe? Chi c'è che ci mette il rum? C'è chi Ah, dice, no, il ma marsala è bello nostro profumato, marsala, dai, ma buono, scherzi. dai. Quindi uno Ma vogliamo strudel. scherzare? Aspetta, lo strudel che origini ha? Altoatesine. Vabbè, noi l'abbiamo fatto Sestostestane. un po' siciliano, Ci diciamo, sono- dai. C'è anche quello Sistotestane che è più buono. Ecco qua. Prendiamo Allora, il tutto, sì, quindi lo il tutto mettiamo in qui, una in una bowl, bowl. in una bastarda. Dai, ma che dici? Ti giuro, si chiama così. Ma che parole sono queste? si chiama in TV? così? Dai, ragazzi, tagliatelo questo, Che dai, si chiama bastarda. Ma è pazzo, ma non si dice in TV. Si chiama bastarda come questa si chiama Ma che Marisa. nome è? Mi dai la cannella, mi dai la cannella, Marisa, mi dai la vabbè, lo cannella, mi dai la cannella, mi dai la sappiamo. cannella. Laurito, dai. Senti, devi avvicinarti, voglio che te lo tieni qua vicino che è caldo, guarda. Guarda, appena metto la cannella cosa succede? Dillo ai nostri telespettatori. No, da sentirsi male. Dillo ai nostri telespettatori cosa Mamma succede. mia, adesso è arrivato adesso. Ma cos'è la reazione della cannella Sì, con col una caldo, cosa sì, calda? Sì. Ok. Allora, Questo è il composto, lo andiamo a mettere nella pasta brie, così. così al centro praticamente. No, guarda come la metto io. Ah no, come la metti? C'è chi la mette al centro, invece a me piace fare poi una bella sfogliatura. Ok. Capito? In modo che apri la sifrone guys, e la trovi bella strossa. Bella spraga nice. Bravas. Yeah. Non perdiamoci le mandorle che sono la cosa più importante. Ecco qua, le nostre mandorle al posto dei pinoli secondo me Ma sai, secondo me con è le più mandorle meglio assai. è più buono, sì. Più meglio assai, lo puoi dire. Quindi, andiamo a spennellare per una buona chiusura. allora, la pasta l'hai fatta tipo ovale, Poi rettangolare, trova ovale, no? rettangolare, ovale, come ti pare, certo, poi la chiudi a mo' di salsicciotto. L'importante è che poi trovate a Sicilia Play, oppure a fine trasmissione, io non ve lo dico quello che ci vuole, Sì. così se la guardano Oppure per chiamatemi, sovecchieria. ve lo spiego io che lui Certo, c'è la maestra che qua. E andiamo a chiudere così, guarda, uno, vedi, così. Poi chiudiamo, ci aiutiamo, sai che una volta che ci sono gli attrezzi, noi li utilizziamo. Ah, con delle pale, queste qui, Sì, delle palette? così e andiamo a chiudere. Ah, Così. quindi fai praticamente lo Capito? lo Bravo, giri su se stesso. Bravo, così e così. Vedi, abbiamo fatto questo bello strudel. Questo strudel. Questo si è spaccato un E pochino, che si fa se e si ci dovesse mettiamo il spaccare? rappezzo. Metti un rappezzo Lo così? rappezziamo così. Una toppa Tanto sì, con la una stessa toppa, pasta. con Non la ci fa stessa- niente. No, anzi, viene carino così. Sì? Ecco. Poi questi come li chiudi? Aspetta che ora te lo chiudo. No, questo già è chiuso. E questo va in forno a quanti gradi? Va in forno Importante circa questo. 180 Sì, quindi la cottura per una dei ventina dolci. di minuti. Guarda cosa facciamo poi. Ah, metti lo zucchero Lo andiamo a mettere lo sopra. zucchero sopra così, proprio così, grossolanamente. Grossolanamente lo zucchero sopra. Così. Meraviglia. E voilà. E andiamo in forno. Andiamo a infornare. Una ventina di minuti, 180 abbiamo Brava. detto, giusto? Quindi la cottura tipica più o meno dei dolci. Allora, Adesso andiamo a preparare la sfoglia con crema pasticcera e mele. dai, va bene. Sempre con le mele. Ci sono. Prendiamo una allora, mela. la crema pasticcera l'abbiamo già preparata. Sì. Vabbè, insomma, Poi alla gli fine ingredienti li vedete. alla fine Come della abbiamo puntata c'è- preparato anche la pasta c'è sfoglia. la ricetta. La pasta sfoglia ce l'abbiamo già. Alla fine Abbiamo della già puntata qua, ci sarà così. la ricetta con tutte le dosi. Prendiamo questa metà che basta. Così. Nelle tue condizioni, sei in condizioni? Dimmi, non lo so. Di
sbucciare una mela? È molto doloroso il mio dito. Lo non so, ma ce la facciamo. Ci vuoi posso vedere? provare, Per vediamo. favore. La vuoi bucciata come? Quindi Sì, la devo voglio togliere la sbucciata. buccia, giusto? Sì, per favore. No, così ti fai male, però lascia stare. l'ho Ma non tagliata con a questo metà. coltello. No, Usa volevo questo. tagliarla a metà e adesso prendere questo. Bravo. Andiamo a allargare così. Così. Vi faccio vedere come il si fa. Questa sfoglia l'abbiamo fatta noi, anche lì gli ingredienti li vedrete e faremo forse un tutorial, va bene? Perché? Faremo vedere come la facciamo, il modo di fare la pasta sfoglia a casa. Ok. Questo ci serve e ci serve anche questo. Guarda, 2 coppe pasta. 2 coppe pasta. Uno, che me la... Quindi stendiamo la pasta brisè e fai No, questa è sfoglia, la pasta non è brisè. sfoglia e fai 2 tondini. Faccio 2 tondini così. Guarda che faccio, guarda sta cosa. Mi dice, ma sei Vediamo. scemo, guarda. Ma Uno, quello sempre. grazie amore. Guarda, ma guarda che faccio, guarda. Che guarda. fai? Hai fatto Guarda. 2 cerchi. E no? guarda che faccio ora. Ah, ne fai uno più piccolo, e per fare cosa? E non lo vedi, faccio così. Vedete che cosa sto facendo? Ho fatto No, non 2 l'ho anelli, capito. Ah, hai uno lo fatto gli metto anelli, qui, ok. questa la tolgo per il momento e la metto qui, tanto ne faccio una sola perché va bene. Per me Sì. una va bene, ci basta. Una, ma in verità le ho preparate. Ecco qua, mettiamo dell'uovo qui, così, guarda, basta mele, basta. Basta mele? Vabbè, Sì. per me è l'ultimo pezzo. Questo scusa. cerchio che... no, va bene, basta. Questo Questo, quartino la lascio. avete visto l'altro cerchio che cosa ho fatto? Desi? Allora sì, hai fatto praticamente la bordatura. Brava. Giusto? Brava. La bordatura della nostra, come si chiama? Una sfoglina con mele. Una sfoglina con mele, che carino, Prendiamo una sfoglina con mele. il coltello, toglilo questo, le bucce, Le buttale. bucce buttiamole, Buttale. ok. E andiamo a tagliare la mela in questo modo. Così, così, esatto. Fettine. Prendiamo la nostra crema pasticcera. Così. E andiamo ad adagiare un po' di crema qui. Così. Al centro, così. Oh yes. Che è mia? Posala. Posala. Ok. Si vede qualche scorsetto. E andiamo. Guarda che facciamo, Desi. Tagliamo queste fettine a metà, così. Sì? E facciamo 1, 2, Centrale? 3. Quindi qua. fai tipo una specie di, E poi di facciamo striscia così, centrale. guarda, sì. E poi facciamo così. 1. Senti, ma la ricetta della crema pasticcera la dai dopo, Certo vero? che la do. È troppo buona questa. Mi dai questo, scusami, guarda. La andiamo a mettere in questa teglietta, Sì. così, è antiaderente. La prendiamo così, la E la mettiamo metti là. qui al centro. Andiamo a ribrillantare il tutto, anche Brillantiamo il tutto, anche la mela. mela, la crema, tutto. sì. Quindi pasta sfoglia, abbiamo usato 2 differenti misure di coppa pasta per fare quell'anello, Brava. diciamo così, quindi un bordino abbiamo fatto. Così, la spolverata di zucchero Ah, obbligatoria. sì. Crema così. pasticcera, mela e voilà. zucchero. E andiamo in forno. E andiamo in forno. E andiamo in forno. Il nostro strudel Ora- è in forno, quindi ci manca solo il primo. E ti faccio vedere una cosa, togliamo queste cose. Dai. Desiree, il condiment della pasta sta lavorando, guarda. Molto E a particolare questo punto questo, guarda che cosa questo facciamo. condimento. Le pennette le hai messe su. Scusa, come fai a sapere che è molto particolare? No, dico così, dedunco dall'unione di questi ingredienti, no? Senza assaggiarlo. Senza assaggiare. È diventata pure maga, Tieni, senza assaggiarlo, vero? Prendiamo la nostra pasta al dente, così, la mettiamo in mezzo a questo condimento che può sembrare strano. No, no. Dici, ma la mela non è asciutta. Una signora mi ha rimproverato perché uso troppo latte. E tu che hai detto? E che no, niente, che devo dire niente, perché se lo uso perché Perché ci vuole, noi facciamo signora. un cumulo di puntate, magari ve l'avete appresso, però, capito? Ora questo lo rimettiamo qua, questo lo possiamo mettere anche nel lavandino. Ah, lo posiamo. Questa pure. E andiamo a finire la pasta, guarda. Sì.
volume maximum, Volume ma quella maximum. ci serve perché dobbiamo sempre creare il nostro fondo. Sì. E facciamo così, guarda, senti il rumore. Eh sì. Acqua di cottura. Un po' di acqua di cottura, così. Mentre facciamo questo, riprendiamo il mestolo, E che fai? il coperchio, scusami, copriamo in Sì. modo che fa quasi un po' da stufa. Quasi un po' da stufa. E nel frattempo vado a prendere dei prodotti già finiti. Cioè cosa? Che vai a prendere? Le sfogline. Ah, le sfogline, quella bontà, facci vedere. Mamma Guardale come mia, sono niente, venute. stupende. Guardale, Ma guarda, qui perché siamo l'avevo fatto. E ti dico una cosa, questo colore, sai con che a cosa livello l'ho di dato? pasticceria. Cos'hai Sai messo? con cosa l'ho dato? Cos'è quella? Questo è acqua e marmellata di ciliegia. Ah, di E ho fatto ciliegia. così. Anzi di fragole, Di scusa. fragole. Ho fatto così, l'ho brillantato, anche perché mi serviva, sai, quel piccolo aspetto della fragola, così. E questo è un piatto pronto, così. E queste sono pronte. E queste sono le sfogline con mela. Poi- Ora prendiamo Lo strudel. Sua Eccellenza. Sua Eccellenza strudel, bellissimo, Lo guarda, strudel. veramente meraviglioso ti è venuto. e lo mettiamo qua, così. E lo mettiamo qua, lo Nel assaggeremo frattempo dopo. la pasta sta andando. Ma adesso vedi? ci serve completare la pasta. Completare la pasta. Giusto? Esattamente. Cosa facciamo adesso? Che facciamo? Mi dai del parmigiano? Eccolo qua. Eccolo qua. Andiamo a pioggificare Sì? il parmigiano. Mi dai un signor piatto? Che piatto vuoi? Un piatto. Vuoi una barchetta? No, voglio sempre il cappello del freddo, mi piace. È il tuo preferito, il tuo Per i piatto primi preferito. io li adoro. Eccolo qua. Prendiamo il cucchiaio grosso e andiamo così, guarda. Così. Così, Eccolo qua. ben condita. Ah! No! No, non No. sia mai. Tanto le mani le abbiamo Le abbiamo sporche, che ce ne frega. rigorosamente sporche. Guarda come si crea questa cremina. Guarda, mi è venuto, come si chiama? L'acquolina. L'acquolina. E così. Togliamo questo, togliamo questo. Se la signoria è vostra mi posiziona Lo il presento, piatto. lo Sì, presento. grazie. Pennette con... Se vogliamo dare, che ne so, un altro tocco di qualcosa di tipo, che ne so, gli diamo. Dammi un cucchiaio, guarda. sì, Ci sta che ci sta. Ci sta che ci sta, ma proprio così, guarda, così. sì, Proprio un così. tocco, un Ok. tocco. Forse non ci crederete, camera mia. Cosa? Mi ha detto Desiree che stasera va da mia mamma perché vuole stare con No, lei. ma chi te l'ha detta Ma questa come cosa? non ha Ma detto chi te tua l'ha moglie? Mi ha detta? detto questa? tua Ma che moglie vuole dice venire, queste tua moglie vuole- mi ha detto stupidaggini? tua moglie Dice vuole sempre venire. stupidaggini questa, ma che dici? Ma chi l'ha chiamata? Ma quando Sì, mai? vabbè, sì. Ma quando mai? Ma che Sì, sì. dice? Io stasera ci vado, Ci vai? forse. No, ti doveva fare un regalo, ti ha comprato una borsa, quelle Luigi Vuitton. Ah sì? Ci vai? Allora che fa? Ci vai? Vabbè, a salutare. Ora ci vai. Come si chiama la borsa? Luigi Vuitton. Che mi dato. Ecco come le fermo Cretino, l'assaggio. Lo vedi come le fermo l'assaggio? Non lo so, Così. vediamo, forse ci Basta. vado. Poi la chiamo. Adesso assaggiamo un pezzo di carinissimo strudel. Lo tagliamo così. Te lo faccio così. Il piatto. Aspetta, prendi il piatto. Ma c'è un profumo di pasticceria, ma lo sentite? Ah, il piatto. Perché? Perché io faccio queste cose? Non dovrei farle. Luigi Vuitton. Ciao.
Voi non lo vedete, ma le gambe incrociate. E adesso assaggiamo la sfoglina. Lo dovete fare a casa. Applicatevi, signore, fatelo. Fatelo. Seguite le ricette del nostro maestro, fatelo. Sì, vado. Il problema mio è che non mi applico, però Esatto. se mi applicassi Però tu potrei che- riuscire a farla, o no? Oh. Che c'è? Questa? È buona? Tutte buone sono. Qua c'è la crema. Puntata entra e esci. Buonissimo. Che vuol dire Luigi puntata? Vittone, che vuol Entra e dire esci. puntate? Entra dal Non lo forno, so. esce dal forno. Luigi Vittone. Ciao. Una poesia. E che pasticceria è? La pasticceria, Ai ai. quella la famosa, ma che cos'è? Le mele, pennette alle mele, 300 grammi di pennette rigate, 2 mele cotogne, 100 grammi di speck, 200 grammi di funghi cardoncello, 30 grammi di parmigiano, 30 grammi di burro, sale e pepe quanto basta, olio evo quanto basta. Strudel. Per l'impasto 200 grammi di farina, 100 grammi di burro freddo, 50 grammi di acqua fredda e un pizzico di sale. Per i ripieni 3 mele rosse, un cucchiaio di uvetta, 2 cucchiai di mandorla a scaglie, 2 cucchiai di zucchero, un cucchiaino di cannella, 3 cucchiai di marsala e 30 grammi di zucchero. Sfoglie con mele e crema pasticcera, 4 mele rosse, un uovo per la brillantatura, 50 grammi di confettura di fragole, 10 ml d'acqua per la seconda brillantatura. Per la sfoglia 500 grammi di farina zero, 25 di lievito di birra, 50 grammi di olio di semi, 10 grammi di sale, 50 grammi di zucchero e 250 grammi di burro. Per la crema pasticcera 500 ml di latte, 6 tuorli medi, 150 di zucchero, 30 grammi di farina, 20 grammi di fecola di patata o maizena e vaniglia.